soldi, io picchio te e tuo fratello, vittime delle minacce due fratelli, uno dei quali minorenne, condannato per estorsione, un 19enne a capo di una baby gang, è accaduto a Vedelago. Baby gang e Maranza, sempre più locali, si dotano di buttafuori e guardie private addette alla sorveglianza che denunciano la violenza giovanile, è un fenomeno che sta sfuggendo di mano. La padrona settantenne a un malore in un parcheggio a Treviso, il suo cane attira l'attenzione della polizia abbaiando sul ciglio della strada e guidato dagli agenti trova la donna. Dopo 80 anni ed una lunga trafila giudiziaria, i figli di un soldato trevigiano internato nei lager tedeschi dopo l'armistizio hanno ottenuto oltre 300.000 euro di risarcimento dei danni della prigionia. Anziana dimentica il portafoglio con dentro 700 euro sopra il banco di un ambulante del mercato di Treviso. Il giovane pakistano non ci ha pensato un attimo e lo ha consegnato alla polizia. Un'iniziativa speciale segna l'inizio del Giubileo della Speranza, al via 3 itinerari dedicati ad Albino Luciani, il papà delle Dolomiti, per ripercorrere la sua vita. Presentata a Kasugana la nuova mostra al Museo Bailo dedicata al maestro giapponese Okusai, autore della Grande Onda, l'esposizione dal 29 marzo al 28 settembre. Il telegiornale di Treviso, buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre e partiamo dal sondaggio che vi propone Ring nella puntata di questa sera. C'è il caso dei centri migranti in Albania, al centro, con il governo che sta valutando di rilanciare un nuovo piano per trasformare le strutture di CPR. Allora vi chiediamo, Albania, ora diventano centri per espulsi. È giusto? Cosa ne pensate? Diteci la vostra utilizzando come sempre i contatti che vedete in sovraimpressione. La chiamata è gratuita, l'esito del sondaggio lo riveleremo nel corso della puntata. E siamo all'estorsione a processo. C'è una 19enne, dammi i soldi o faccio male a te e a tuo fratello. Estorsione a danni di due ragazzi, uno dei due è minorenne, c'è una condanna. Andiamo a vedere. Minacce chiare e reiterate, dammi soldi o ti picchio. Il primo a finire vittima di una baby gang capeggiata da un 19enne, un ragazzino minorenne. Poi, nel mirino della stessa banda, anche il fratello. Telefonate minatorie fino a quando la giovane vittima ha ceduto ed ha consegnato la somma di 200 euro ai suoi estorsori. Ha resistito invece il fratello, a cui era stato chiesto di consegnare 475 euro, ma si era opposto con tutte le sue forze. Poi la denuncia e le indagini dei carabinieri. A finire in manette il 19enne di Vedelago, a capo di un gruppo di minorenni, 2 dei quali identificati e anch'essi coinvolti nel medesimo reato. Con rito abbreviato, il ragazzo maggiorenne è stato condannato per estorsione a 4 anni di carcere, assolto per rapina e spaccio. Una baby gang conosciuta nella Castellana, dove per lungo tempo aveva seminato il panico. Ragazzini dediti anche allo spaccio di stupefacenti. Durante un blitz dei carabinieri di Castelfranco, su delega della Procura minorile di Venezia, erano state effettuate numerose perquisizioni domiciliari nella zona di Vedelago nei confronti di 16 minori di età compresa tra i 15 e i 17 anni, alcuni dei quali già sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa. Le indagini avevano portato alla luce una presunta rete di traffico di stupefacenti gestita dal gruppo di adolescenti che, secondo quanto emerso, non si limitava allo smercio di droga, ma avrebbe anche estorto denaro ai propri acquirenti, ricorrendo a minacce e intimidazioni anche tramite social network. Sappiamo dove abitate, o ci date i soldi o veniamo a prenderli. Vi picchiamo se non ci date quello che vi chiediamo. Il tenore delle minacce di una banda strutturata come quella di criminali incalliti che pensava di aver piegato le vittime. Ma grazie alla denuncia dei 2 fratelli, terrorizzati ed esasperati, è scattato l'arresto del 19enne, accusato di estorsione e tentata estorsione e di 2 minorenni. Anche se la baby gang era composta da più ragazzini che avevano messo in piedi un vasto giro di smercio di droga, i clienti anch'essi giovanissimi. Poi dallo spaccio fino all'estorsione il passo è stato breve. Un fenomeno che sta sfuggendo di mano, quello delle bande giovanili spesso composte da ragazzine minorenni. Tantissimi sono i locali che si stanno dotando di vigilanza privata e di buttafuori. Vediamo. Baby gang e sicurezza delle città, Maranza e locali pubblici che vietano l'ingresso a potenziali gruppi di violenti. A Ring il fenomeno visto con gli occhi dei vigilantes privati assoldati dagli esercenti per arginare un fenomeno ormai dilagante. Sta sfuggendo di mano. Sta sfuggendo di mano, sì, perché non è tanto un problema, diciamo, è un problema secondo me molto legato anche ai social, no? I Maranza, come li definiamo, è un pubblico molto giovane.
che tante volte nei locali neanche entra. E io in Maranza li vedo come un gruppo molto molto giovane, che fa casino in gruppo e che tende ad infastidire ragazzi che non sono come loro e quindi creano una sorta di paura negli altri. La normativa italiana non fornisce alle guardie private strumenti adeguati per far fronte al problema, continua Varanese. In altri paesi europei la situazione è ben diversa. Malgrado questo, sempre più baristi e ristoratori si dotano di queste figure. C'è una ricerca sempre più costante di questo tipo di figure che aiutano ovviamente il gestore del locale, ma che non si possono sostituire alla forza pubblica. Quando cerchiamo di avere un aiuto da chi dovrebbe fare, diciamo per definizione, sorveglianza e intervenire, non può farlo, e quindi poi ci vediamo costretti a chiamare l'altro suo ospite che fa vigilanza privata o a inventarci espedienti per far selezione all'ingresso. Il problema è che se adesso diventa normale doversi dotare di vigilantes per poter fare un po' di selezione all'ingresso, diventa veramente difficile in un periodo in cui il lavoro è molto tirato. Al Mato Rosso di Montebelluna, dice il titolare Nicola Palumbo, aver vietato l'ingresso a chi indossa i pantaloni della tuta sta dando già dei risultati. Va decisamente meglio, abbiamo una clientela che è molto più tranquilla, lasciamo fuori chi invece secondo noi non è idoneo sotto l'aspetto appunto della possibilità di fare casino, e c'è stato un beneficio vero. Noi abbiamo perso incassi parzialmente nella primissima fase, ma oggi li stiamo recuperando grazie al ritorno di quelle compagnie di 25 anni più sani, diciamo, che si comportano bene, che sanno come devono stare al mondo, eccetera. Arginare il fenomeno non significa tuttavia risolverlo. Francesco Biasin, educatore professionale e assessore al sociale a Silea, parla di famiglie prive di strumenti efficaci per recuperare ragazzi difficili che una volta etichettati non lasciano più la cattiva strada intrapresa. Quando parli con ragazzini di 17-16 anni e gli dai un'identità che è negativa, chiaramente, ma per loro, a loro piace questo. L'obiettivo del Maranza è andare in carcere. A Treviso siamo strapieni, cioè non abbiamo più posto, il carcere sta scoppiando. E questi ragazzini che sono in carcere hanno raggiunto l'obiettivo. Occorre agire preventivamente, ma le logiche del branco sono complesse da scardinare. Presi singolarmente, questi ragazzi sono probabilmente anche ragazzi che uno può farli ragionare in certi casi, quindi ragazzi con cui si possa parlare. Il problema è quando vanno in gruppo, che in gruppo diventano quasi ingestibili. Intanto il presidente dell'associazione Furti in Corso scrive una lettera al ministro Piantedosi per chiedere un incontro a Roma. Mi sono permesso di scrivere ai ministri, al ministro Piantedosi, al ministro Nordio e, perché no, sono andato anche più in alto e sono andato alla Presidenza della Repubblica, dove alla fine gli ho scritto, in base al fatto che mi sento sempre di rappresentare queste migliaia di persone, che secondo me non è più ammissibile andare avanti così. Dopo aver chiesto un faccia a faccia negli studi di Antena 3 con il ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, ha inviato una PEC al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di essere ricevuto a Roma per avanzare una precisa istanza, quella di promuovere la modifica delle leggi attuali, prevedendo la certezza della pena per reati come i furti in abitazioni e attività commerciali, invertendo così la tendenza in atto a una sostanziale depenalizzazione. Non basta mettere mano agli organici delle forze dell'ordine. Non solo c'è carenza di personale, ma anche se andiamo a duplicare il personale, fin tanto che non ci sarà una certezza della pena vera e propria, ovviamente tutti facciamo molta fatica e poi vediamo un po' rendere vani questi sforzi. Ecco. Le continue sollecitazioni al governo sono la dimostrazione che per Demma l'esecutivo di centrodestra non stia facendo abbastanza. Si può fare di più, ma certo, ma siamo arrivati talmente in basso secondo me che si può fare qualsiasi cosa. Pugno duro anche con i baby bulli, invoca infine il presidente di Furti in Corso. Per troppo tempo, dice, si è fatto finta di niente. Si deve ritornare anche ai famosi riformatori e casi di correzione giovanili, perché sennò dopo vediamo come sta andando avanti la situazione, che tanti vedono in città gente con coltellini e coltelli che poi me lo dicono, e poi per un bel pezzo abbiamo anche purtroppo tanti fatto finta di nulla, finché poi non è scoppiata la patata e la si è dovuto dire tutti quanti a gridare all'allarme.
Giravano per il centro cittadino con dosi di cocaina e hashish. Sono stati sanzionati un 33enne di origine marocchina, un 22enne italiano, individuati grazie all'unità cilofila in forza alla polizia locale. Il ritrovamento è avvenuto durante i servizi straordinari di controllo del territorio interforze disposti dalla questura di Treviso Alessandra Simone per il contrasto alla criminalità nei centri città da parte della Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili e Guardia di Finanza. Durante il weekend i controlli hanno portato ad identificare circa 700 soggetti, di cui oltre 100 minori. Costretta a prostituirsi, minacciata di morte, una giovane rumena ha trovato il coraggio di denunciare alla polizia la sua situazione. A processo sono finite 3 persone, una macedone e 2 rumeni. Ogni giorno veniva portata sulla strada a Treviso, Villorba e Spresiano, lì costretta a prostituirsi, consegnare parte di quanto riusciva a racimolare, minacciata anche di morte se non avesse obbedito, fino a quando ha deciso di rivolgersi alla polizia, una vita che non voleva più fare. Così ha trovato il coraggio di denunciare i suoi aguzzini. La vittima, una donna rumena. Il blitz della polizia ha portato a sgominare la banda, composta da 7 cittadini rumeni e un moldavo. 5 di loro risultano però irreperibili. Probabilmente sono tornati nei loro paesi di origine. In 3 sono finiti a processo. Gli imputati gestivano un giro di ragazze, una quindicina, quasi tutti di origine romena, costrette a lavorare sulla strada in cambio di protezione. La vicenda risale al periodo compreso tra il luglio 2014 e l'aprile 2015. Ora è iniziato il processo in tribunale a Treviso, la prossima udienza fissata a giugno. Siamo ancora a Treviso, un cane sul ciglio della strada abbaia e conduce i poliziotti dalla padrona che aveva avuto un malore in un parcheggio. Un cane che abbaia nervosamente ai lati della carreggiata di strada Ovest a Treviso, quasi a voler richiamare l'attenzione di passanti e automobilisti. Ferma sempre nello stesso punto, Mia, un Amstaff di 3 anni, appena qualcuno si avvicinava gli saltava addosso. Spaventati i passanti nel buio del tardo pomeriggio di mercoledì scorso cercavano di evitarla per paura di essere aggrediti. Di passaggio una volante della Polizia di Stato e del reparto prevenzione crimine, vedendo il cane, si sono fermati notando che Mia continuava ad andare loro incontro per poi allontanarsi. I poliziotti a quel punto hanno seguito l'animale che li ha portati dalla padrona 70enne riversa a terra nel parcheggio poco distante. Immediata la chiamata ai sanitari del SUEM 118 che hanno soccorso la signora quasi priva di conoscenza. A colpirla un attacco di ipoglicemia. Ancora stesa a terra, Egle continuava a chiamare la sua cagnolina perché le stesse vicina. Una volta sull'ambulanza, Mia non voleva lasciare la signora. È servito l'intervento del marito 62enne per spostarla di peso e allontanarla, così che i sanitari potessero portare la signora in ospedale. Mia mi segue ovunque, ha raccontato Egle, da quando io e mio marito l'abbiamo portata a casa 3 anni fa non ci siamo mai separate. Senza di lei forse ora non sarei qui. Il ringraziamento poi alle forze dell'ordine che l'hanno salvata, una vicenda di cui presto tutta la comunità di Treviso è stata messa a conoscenza. Il plauso anche del vice sindaco Alessandro Manera. E ancora una volta si denota quanto i nostri amici a 4 zampe siano importanti per noi e quanto tante volte abbiamo più sensibilità anche degli umani, soprattutto quando devono stare vicini a persone con disabilità di qualsiasi età. Gli animali hanno una sensibilità particolare, lo dimostrano in diversi modi, forme. Ci sono tante associazioni che lavorano con gli animali esattamente per ottenere quei risultati e quel tipo di empatia che spesso l'uomo non arriva ad avere. Dopo 80 anni di una lunga trafila giudiziaria, i figli di un soldato trevigiano internato in un lager dei tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 hanno ottenuto oltre 300.000 euro di risarcimento dai danni della prigionia. Catturato l'8 settembre del 1943 dai tedeschi, deportato in Germania in campi di lavoro, liberato il 23 aprile del 1945 e tornato a casa nella Marca. 80 anni dopo ai figli del militare trevigiano è arrivato un risarcimento di 300.000 euro dopo un lungo contenzioso. I figli, sull'onda anche di alcune azioni che in altre regioni italiane avevano fatto, hanno deciso un po' di ricordare questo padre che nel frattempo era mancato e fare questa azione non tanto per un discorso di risarcimento economico, ma più che altro per in qualche maniera onorare la memoria. Dopo un lungo iter giudiziario, la sentenza che sanciva l'ingiusta detenzione ed il relativo risarcimento arrivò nel 2018, ma rimase nel limbo. Finché lo Stato italiano nel 2022, per non incorrere in sanzioni internazionali a seguito delle proteste della Germania che sosteneva di aver già chiuso con l'Italia la partita dei danni di guerra,
ha emanato una norma con cui ha stabilito che queste sentenze non potevano più essere eseguite contro la Repubblica tedesca, ma avrebbe provveduto lo Stato italiano con un apposito fondo. Dal 2022 si arriva al 2024 e di soldi ancora non si vedono. E a un certo punto tentiamo l'unica strada possibile, cioè rivolgersi a un tribunale, e in effetti in questo caso la cosa è stata efficace, perché fatta la richiesta ai primi di novembre, notificato il ricorso, dopo 15 giorni sono arrivati improvvisamente i pagamenti. Ad 80 anni dalla liberazione del militare e dopo 20 anni di contenzioso è quindi arrivato il risarcimento ai figli. I figli comunque erano già soddisfatti della verità di quando nel 18 era stato riconosciuto che il papà era stato detenuto ingiustamente, e poi chiaro c'è anche la parte dopo economica, e diciamo sono rimasti contenti che alla fine si è arrivati a una soluzione, seppure con fatica e con molto tempo. Commemorazione di Giovanni Palatucci, già questore reggente di Fiume, morto il 10 febbraio del 1945 al campo di concentramento di Dachau. Dopo l'arresto da parte di militari tedeschi, Palatucci era accusato di collaborare con il nemico e si ricorda per aver distrutto gli elenchi degli ebrei in suo possesso per renderne impossibile l'individuazione. In mattinata la cerimonia lungo le mura dei bastioni di San Marco alla presenza della questura, del prefetto, del procuratore e altre autorità civili e militari, alla presenza di alcuni ragazzi delle scuole superiori di Treviso. Con le immagini ora siamo al mercato di Treviso con il racconto di una donna che aveva perso il portafogli e di un ambulante pakistano che lo ha ritrovato e consegnato alla polizia. Dentro c'erano 700 euro. Ho comprato cose per 10 euro, 3, e ho perso il portafogli, dove c'erano dentro 700 euro. Più la carta d'identità e tutto il resto. Naturalmente sono arrivata a casa quando me ne sono accorta, sconvolta, pianto, ho cercato disperatamente in macchina. Dopo un po' suona il telefono e la polizia, la quale mi dice che una persona del banco del mercato ha consegnato il portafoglio con tutto, dico tutto. Non si è tenuto una lira. Ed eccolo l'ambulante del mercato al banco di Piazzale Burchiellati. Lo abbiamo cercato e trovato. Si chiama Shazeb Ascar, vive a Solesino nel Padovano. Aveva 16 anni quando è arrivato in Italia per ricongiungersi con il papà, subito tra i banchi del mercato dove lavora dal 2009. Oggi Shazeb di anni ne ha 32, 2 figlie di 4 e 6 anni. Una volta terminato il turno tra i banchi, la settimana scorsa ha portato il portafoglio alla polizia. Ho trovato in mezzo alla roba. Quanti soldi c'erano? No, non li ho contati. Ho visti che c'erano un paio da 100 euro e no, non li ho contati veramente. Ti è mai balenata l'idea di tenerteli quei soldi? No. Non è nemmeno la prima volta per lui, è il terzo portafoglio ritrovato qui sui banchi, 6 giorni su 7, un lavoro che ama e di cui va fiero. Lavoriamo un po' tutto Veneto, perché sabato sono Pordenone, poi altri mercati faccio Padova e vicino. E ora ti svegli la mattina? Presto, molto presto, alle 4 mesi. Sognavo, sì, volevo fare il negozio, ma alla fine ho trovato questo e meglio di negozio, almeno fino adesso. Un gesto che dovrebbe essere scontato, ma non sempre lo è. Un episodio che rivela la grande dignità che dà il lavoro, un battito d'ali che muove il vento. È stato veramente commovente, non mai avrei pensato che uno del mercato che lavora per guadagnarsi da vivere, non per come noi che ci compriamo qualcosa in più, è stato un gesto fantastico veramente. E noi al mercato restiamo perché è un mercato in difficoltà, soprattutto quello del martedì. A rivelarlo sono proprio i commercianti che per vendere a febbraio stanno seguendo le regole di tanti negozi e mettono la merce in saldo. Che percentuale deve essere un saldo per convincerla a comprare oggi? Almeno un 30%, mi sembra giusto. Dal 30 in su. Io in realtà compro solo in saldo, però adesso stiamo guardando. Ci sono buoni affari? Sì, secondo me sì. I saldi sono sempre buoni, questo è un bellissimo banco. E oggi però guardo solo. La gente cerca i saldi secondo lei? Secondo me sì, cerca il buon prodotto
e possibilmente anche in saldo. Le offertissime sbarcano anche al mercato, prezzi ribassati, offerte a pacchetto per ovviare alla mancanza di clientela che a febbraio si sta facendo sentire seriamente, soprattutto al martedì. A confermarlo tutti gli ambulanti intenti già a partire dalle 12:30 a ritirare i banchi per lasciare le piazze. Hai dovuto abbassare i prezzi? Fai saldi? Facciamo tutti i saldi a febbraio, sì, un po'. È la disperazione qua, totale, altro che... Non si vede, guardate attorno. E non soltanto da me, guardate di qualsiasi altro commerciante. Quindi poca gente, si compra poco? Poco, molto poco. E così si abbassano i prezzi? Per quello che si può, sì. Per quello che non si può, no. Ecco. Poi ci sono i nostri amici qua che li abbassano molto più di noi. Inizi ad abbassare con il 10%, poi vai al 20%, a un certo punto se dovessimo chiamare uno qualsiasi stocchista pagherebbe centesimi, quindi andrebbe bene anche il 50%. Quindi noi facciamo dei saldi non in percentuale, non a caso, ma relazionati al nostro magazzino, alla nostra produzione, al nostro stile. Ed è sì sostenibile. Il colpo d'occhio è evidente sui banchi dove la merce va cercata, il prezzo quasi stracciato, ci sono capi a 1-2 euro, sono rimanenze di negozi oppure abiti usati. Lì la clientela non sembra mancare. Meno soldi in tasca, la prima spiegazione che gli ambulanti si sono dati per questo brusco calo, poi la contrazione dei consumi fisiologica dopo le festività natalizie. Un'indagine a Ascom dello scorso anno segnalava il commercio ambulante tra invasione di operatori stranieri anche in Veneto e direttiva Bolkestein in grave crisi, con meno 20% di imprese attive negli ultimi 5 anni. Non aiuta la crisi del manifatturiero con pesanti ricadute proprio sul comparto moda. Cambiamo argomento, rette nelle RSA integrate dai comuni quando i residenti non le possono sostenere. Esprime preoccupazione anche il presidente di ISRA, Mauro Michelon, soprattutto con il passaggio al sistema contributivo delle pensioni. Il Comune di Treviso fa un esborso importante, ecco, il vero rischio è che il Comune debba aumentare ulteriormente questo esborso, perché questa sentenza va a toccare i regolamenti ISEE delle amministrazioni comunali. Ecco, questo è un caso particolare perché si parla di una persona con un'invalidità civile, ecco, perciò non fa testo un caso particolare, però sicuramente se io fossi un amministratore comunale sarei molto preoccupato e comunque indirettamente anche noi siamo preoccupati. Dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato che impone all'amministrazione di Masera di prendersi carico della differenza tra l'ISEE di un'anziana in casa di riposo e la retta della RSA, non sono solo i comuni a manifestare la loro preoccupazione. Le residenze per anziani a Treviso, cui già il comune integra diverse rette per i residenti che non riescono a sostenere la spesa, potrebbero dover affrontare nuove sfide con il passaggio dal sistema retributivo al sistema totalmente contributivo. Che vorrà dire che il valore della pensione andrà a diminuire. Questo avrà un rischio, che in molti più casi i cittadini chiederanno aiuti alle amministrazioni comunali. Che a catena potrebbe comportare nuove cause con conseguenti ammanchi nelle casse di chi deve garantire l'assistenza. Siamo preoccupati perché sempre più ci sono sentenze, le persone si rivolgono tramite i tribunali per far valere i loro giusti diritti da una parte, però è chiaro che le case di riposo in tutto questo sono prese in mezzo, perché il rischio è che nel frattempo che uno deve stabilire chi deve pagare la casa di riposo non riceva i soldini da nessuno. Se le impegnative della Regione coprono solo l'assistenza sanitaria, è al cittadino e ai comuni che spetta quella residenziale. Solo 6 giorni fa, era il 5 febbraio, i festeggiamenti alla presenza del sindaco Giuseppe Romano per il traguardo dei 100 anni, domenica a pranzo la grande riunione con parenti e amici. Oggi inaspettatamente una crisi respiratoria le è stata fatale. Grande cordoglio a Fanzoro di Vedelago per l'improvvisa scomparsa di nonna Valeria Macagnano, originaria di Feltre, rimasta per 2 volte vedova, lascia le 2 figlie, i nipoti e i pronipoti. Il terzo figlio era mancato in un incidente stradale a soli 17 anni. Ancora da stabilire la data dei funerali che saranno celebrati a Feltre, dove la centenaria sarà poi sepolta. Giornata mondiale del malato, a Madonna Granda, la messa del vescovo di Treviso, l'occasione per pregare per i malati ma anche per i tanti operatori della salute, volontari e caregiver che ogni giorno si prendono cura di chi soffre e vive in fragilità.
Affida i malati e quanti si prendono cura di loro alla Vergine Maria, il vescovo di Treviso, nella 33esima giornata mondiale del malato, una ricorrenza che quest'anno viene vissuta in maniera speciale all'interno del Giubileo della Speranza. Monsignor Michele Tomasi ricorda la compassione di Dio anche nell'infermità e come proprio nel momento di massima debolezza e paura abbiamo tutti più bisogno del conforto e della speranza. E lì c'è tutta la forza del conforto che la fede nel Cristo risorto ci può dare, tutta la forza che ci può dare anche la vicinanza di tante persone che nella prova ci stanno accanto, ci aiutano, ci sostengono, ci curano, e questo è fondamentale per tutti. Abbiamo bisogno di sapere che non siamo soli. Ecco allora che alla vicinanza ai malati si aggiunge il ringraziamento a quanti con ruoli diversi, dai caregiver ai sanitari, dei sofferenti si prendono cura. Hanno un ruolo molto molto importante di essere paladini della dignità umana e messaggeri di speranza. Camminare insieme significa costruire una società in cui ci prendiamo davvero cura degli altri, una società che non lascia indietro nessuno. Ho chiesto anch'io all'inizio del Giubileo la cosa semplice di andare a trovare Cristo che ci aspetta negli ammalati, nei soli, negli abbandonati. In quell'incontro tutti quanti tornano alla sorgente originaria del bene e della speranza. E la giornata del malato, continua il vescovo, impone anche una riflessione sull'importanza del nostro servizio sanitario. E anche il grazie ad un sistema politico-amministrativo che in Italia ha sempre voluto un servizio universale di assistenza sanitaria. È un dono grande che abbiamo, dobbiamo veramente considerarne il valore e dobbiamo impegnarci per quanto possibile a tutti di mantenere questo sistema, che è un sistema di civiltà. Pochi secondi di pubblicità, tra poco con le notizie. TG Treviso, buonasera, ripartiamo dalla cultura con L'acqua e il segreto della grande onda, presentata questa mattina a Kasugan, la nuova mostra dedicata al grande maestro giapponese Hokusai, pittore giapponese vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800, autore di opere universalmente conosciute come La grande onda. Le opere di Hokusai saranno esposte al Museo Bailo dal 29 marzo al 28 settembre. A presentare l'esposizione l'assessore alla cultura e al turismo Maria Teresa De Gregorio e i curatori della mostra. E siamo a Possagno, dove sarà un anno intenso grazie alle tante iniziative dedicate allo scultore del Settecento, massimo esponente del neoclassicismo. Turisti già in aumento in questi primi mesi. Andiamo a vedere. Sarà un 2025 con mostre, eventi, laboratori di fotografia, spettacoli teatrali per il Museo Antonio Canova di Possagno e la riapertura dell'ala ottocentesca dà un valore aggiunto. E poi 2 laboratori e un corso di fotografia per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Intanto i turisti sono già in aumento. La parte più cospicua sicuramente sono gli austriaci, i tedeschi, inglesi, e quindi c'è una grossa parte di turismo, diciamo, straniero, però anche tanti italiani, e devo dire noi stiamo facendo di tutto per far venire molti più giovani. La prima mostra è in programma dal 23 marzo al 21 giugno dal titolo Canova e la nascita della scultura moderna e presenterà per la prima volta al pubblico la testa di Teseo, uno studio in gesso realizzato a Roma nel 1783. E poi mostre, incontri e convegni per favorire la diffusione della cultura canoviana tra i giovani. Per Possagno è tutto, nel senso che Canova, evidentemente Possagno vive attorno a Canova. Il nostro paese conta poco più di 2000 abitanti e nel fine settimana quasi raddoppia, proprio perché tanti sono i turisti che vogliono venire a vedere questa eccellenza. Tra gli obiettivi del Museo Gipsoteca Antonio Canova, coinvolgere un pubblico di visitatori sempre più allargato, gruppi, singoli, scuole e famiglie. 2 mostre, una dedicata a Canova e alla scultura che lo ha decretato lo scultore moderno, e poi avremo un'importante mostra dedicata a Carlo Scarpa, Carlo Scarpa come allestitore ma anche come designer. Inoltre una rassegna teatrale di 4 spettacoli in scena tra marzo e settembre
e visite guidate serali alla collezione del museo alla luce delle candele. Siamo allo sport con il calcio, primo giorno ufficiale alla guida del Treviso per il nuovo mister Carmine Parlato, biancocelesti già al lavoro per preparare la sfida di domenica. Fare in modo di portare questa società, questa squadra, questa città in categorie dove possono essere più importanti per loro stessi. La missione di Carmine Parlato è chiara e lo stesso neo mister lo fa capire a poche ore dal suo arrivo al Tenni. Salire in C per i biancocelesti è un obbligo nei confronti della storia di una società arrivata a assaggiare anche i campi della A. E allora ci si affida all'esperienza di chi può vantare 5 campionati vinti in D, sul fatto che Parlato possa ambientarsi da subito, visto che ha già allenato nel recente passato ben 4 giocatori della rosa, da Alio a Valenti, e sul suo pragmatismo. Lo sintetizza bene il direttore generale Gementi: non c'è spazio per i fronzoli. In questa categoria, voglio dire, il bel calcio è difficile da vedere e che contano i risultati. In questa società contano i risultati e non le chiacchiere, quindi in questo momento diciamo che il risultato che abbiamo, il secondo posto, ci lascia un po' di amaro in bocca, quindi dobbiamo tutti quanti lasciare perdere il bel gioco ma portare a casa i risultati, questo è fondamentale. Bisogna fare in modo di riprendere quello che era il cammino del Treviso con grande caparbietà e grande convinzione fino alla fine. Un cammino, quello dell'ormai ex mister Cacciatore, guastatosi più di una volta nel corso del campionato, tanto con la dirigenza quanto con la tifoseria. Troppi alti e bassi, anche quando si vinceva spesso lo si faceva in rimonta, come se il Treviso non fosse in grado di poter gestire una gara dal primo all'ultimo minuto. Ora non c'è più tempo per i blackout e Parlato lo sa bene. È chiaro che nel girone di ritorno non hai più il tempo di poter recuperare punti, quindi tutto quello che viene devi raccogliere il massimo dei punti ogni domenica, perché altrimenti rimani con il rammarico e dici vabbè, ci vediamo al ritorno. Il ritorno non c'è più. Perché la società ha fatto degli investimenti importanti, perché è una società ambiziosa, perché è una piazza importante e ripeto, un rinnovo e ringraziamento ai nostri ultras, ai nostri tifosi, perché veramente ci stanno aiutando molto, ci stanno vicini, quindi noi dobbiamo ripagarli e dobbiamo ripagarli già domenica con una partita molto importante per i 3 punti e molto importante per la rivalità che c'è con i tifosi del Maestra. Speriamo semplicemente che ci sia un cambio di passo rispetto alle ultime 2 settimane. La professionalità ce l'abbiamo, lo sappiamo, crediamo nei nostri giocatori, crediamo nella nostra squadra. Già, la gara di Mestre, sfida nella sfida, alla quale approcciarsi con serenità mentale e, per mister Parlato, anche con qualcosa in più. Sì, quello ci deve essere sempre, con un po' di incazzatura dentro, secondo me è un buon mix. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. Un'iniziativa speciale segna l'inizio del Giubileo della Speranza con un focus sul beato Papa Giovanni Paolo I. Al via 3 itinerari tra cammini dedicati al Papa delle Dolomiti che ripercorrono la sua vita e la sua spiritualità. Coraggio! Se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo. Un viaggio tra fede e memoria, un'opportunità per riscoprire la spiritualità di Papa Giovanni Paolo I, il beato Papa Luciani. Per il Giubileo della Speranza sono stati creati 3 itinerari che porteranno i pellegrini a visitare i luoghi più significativi della sua vita e della sua carriera ecclesiastica. L'annuncio da Roma è stato dato da Loris Serafini, direttore del MUSAL, Museo Albino Luciani. Si parte da Canale d'Agordo, il paese natale del Papa, dove il 17 ottobre 1912 nacque Albino Luciani. Il percorso, intitolato Dalle Dolomiti alla Cattedra di Pietro, ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dalla sua giovinezza fino al suo pontificato. Il secondo itinerario, il Papa delle Dolomiti, condurrà alla scoperta dei luoghi sacri legati alla sua fede, tra santuari e monti dove Luciani visse la sua spiritualità, profondamente influenzato dalla bellezza delle Dolomiti.
Per il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, questi itinerari rappresentano un'opportunità significativa per comprendere meglio la spiritualità mariana di Papa Luciani e il suo legame profondo con la terra delle Dolomiti. Il terzo itinerario, il Giubileo dei Pontefici, non si concentra solo su Papa Luciani, ma include anche i luoghi nativi degli altri grandi papi italiani del XX secolo. Un cammino che unisce Veneto e Lombardia sulle tracce di Pio X, Pio XI, Giovanni XXIII e Paolo VI. Ogni tappa di questo percorso rende omaggio alla figura di questi 5 pontefici che con il loro impegno hanno lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Un percorso che celebra insieme fede e pace. Un'occasione unica per immergersi nella storia e spiritualità di Papa Giovanni Paolo I e degli altri papi italiani in un giubileo che promette di ispirare e unire i fedeli di tutto il mondo. E Sara Bona, sindaca di Tambre, la nuova presidente del GAL, Prealpi e Dolomiti, motore del territorio e supporto per le comunità locali per progetti di indiscusso valore. Bona prende il posto di Milena De Zanet, ex sindaca di Limana, che aveva assunto la presidenza del GAL nell'ottobre del 2023. Con la neopresidente, new entry nella squadra è Simone Deo, la vice sindaco di Borgo Valbelluna, che assume l'incarico di vicepresidente. Il direttivo si completa con Enzo Guarnieri, indicato da Confagricoltura, Francesco De Toffol per Confcommercio e Christian Sacchette per Appia CNA. E non si blocca intanto la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Lo stato di mobilitazione proclamato nelle scorse settimane, culminato già con 8 ore di sciopero, porterà ad altrettante ore di astensione dal lavoro nella seconda e terza settimana di febbraio. Al centro della protesta il rifiuto di Federmeccanica di accettare le proposte di FIOM, FIM e WILM, sia sulla parte economica che su quella normativa del contratto. Persiste al contempo il blocco degli straordinari e delle forme di flessibilità indetto lo scorso 15 di novembre. Rimpasto o semplice ridistribuzione delle deleghe? A Palazzo Rosso sempre più pesanti e pressanti i rumors di un cambiamento necessario per affrontare con maggiore incisività gli ultimi anni di mandato della giunta del civico Oscar De Pellegrin, pressato dalla politica. Il sindaco Oscar De Pellegrin è all'all-in. Al quasi giro di boa del suo mandato, il primo cittadino sa che è tempo di indirizzare il proprio focus sul risultato, anche a costo di perdere qualche pezzo per strada. La recente uscita dal gruppo Belluno al centro di Massimo Garzotto, la ricostituzione del gruppo civico Patto per Belluno, che ha annullato l'esperimento della civica Noi con Oscar, qualche mal di pancia e diversità di vedute tengono sulla graticola la maggioranza civica in cui è cresciuto il peso specifico della politica. Il cambio di casacca dell'assessora Lorenza De Cunovic dalla Lega Forza Italia ha garantito agli azzurri una rappresentanza in giunta dopo la costituzione del gruppo consiliare con Roberto Ferro e Francesco Lagrua. Ora però i rumors su una possibile redistribuzione delle deleghe o un vero e proprio rimbasto si stanno facendo pesanti e se i partiti non si toccano, l'unica sacrificabile al momento potrebbe essere l'assessora Simonetta Buttignon. Tramontata l'ipotesi di cui si è vociferato di una sua sostituzione con Maria Grazia Dorigo, già assessora alle partecipate nella giunta Gavazza di Agordo. Dunque per ora più agevole per De Pellegrin una ridistribuzione delle deleghe, a partire da quelle più pesanti in capo all'assessore e vice sindaco Paolo Gamba, che oltre al bilancio ha il patrimonio e l'urbanistica, la mobilità, i tributi, le società partecipate e l'energia. Io credo che il sindaco abbia piena contezza di ciò che deve fare, che saprà trovare il giusto equilibrio per dare forza e vigore a un'azione amministrativa che tra pochi anni ormai, siamo scavallato la metà, siamo quasi a metà, dovrà sicuramente essere in grado di riproporre un programma per i prossimi 5 anni. Si tratta per il numero 1 in Veneto di Fratelli d'Italia di trovare la giusta quadra. Esperto a fare centro nello sport, il sindaco ha sul tavolo il futuro della città capoluogo per i prossimi anni. Inutile dire che l'attenzione è massima, da un lato il completamento dei cantieri, dall'altro lo sguardo alla promozione della città, sia sotto il profilo turistico che culturale. Proprio sulla cultura è atteso un salto di qualità della Fondazione Teatri, che dopo le dimissioni di Massimo Ferigutti dalla nomina della nuova presidente Manuela Marrone non ha ancora mostrato rigurgiti di vitalità. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Come sempre dopo il telegiornale c'è il meteo. Arrivederci.